Contro mafia e corruzione nord-est è un momento importante di dibattito, di approfondimento, di studio, di confronto e di nuove proposte, di nuovi progetti sui temi delle mafie e dell'antimafia. Quest'anno si è voluto focalizzare l'attenzione proprio nel nostro territorio, nord-est, quindi Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. La risposta è stata veramente molto forte, arriveranno persone da tutta Italia, 400 iscritti per una plenaria che inizierà oggi. Ma l'Italia, nella sua lettura, si è fermata a Falcone e a Borsellino. La percezione degli italiani, dall'inchiesta che Libera ha fatto sulla percezione in tutta Italia, viene fuori, siccome c'è meno sangue, meno stragi, le mafie in Italia sono meno pericolose. È una memoria viva, vi prego. È una memoria viva. Ma la cosa più sconcertante è che nonostante tutte le vicende che hanno coinvolto molto il Nord, pur in forme diverse, emerge che la stragrande maggioranza dice sì, le mafie sono un problema globale, ma solo l'8,5% dice è un problema che riguarda anche il Nord. Quindi c'è una sottovalutazione e per molti si continua a pensare che le mafie sia solo un problema del sud d'Italia. Qual è allora la compenetrazione della mafia nello Stato? Allora in questo momento c'è il rischio che andiamo verso una normalizzazione, è quasi uno dei problemi come tanti altri. E invece noi siamo qui per ribadire che mafia e corruzione sono i parassiti che stanno uccidendo un sistema di società che dovrebbe veramente essere più attento per dare dignità e libertà alle persone.